Oggi siamo a Quero, non lontano da Feltre, provincia di Belluno, e andremo alla scoperta di un luogo davvero suggestivo e che secondo me ha pure dell'incredibile anche per la storia che reca con sé e che vi racconterò una volta raggiunto. Per raggiungere questo posto, questa meraviglia, bisogna percorrere una lunga scalinata che attraversa parte o meglio sale per gran parte del Monte Cornella, che è questo monte sul quale siamo, e che porta dritta al luogo che oggi abbiamo scelto di farvi vedere. Ci vediamo su. Ciao, eccoci arrivati. Questo è il Parco Monumentale del Monte Cornella, o forse dovrei dire era il Parco Monumentale del Monte Cornella, ideato da un'unica persona che è stata veramente una persona illustre sia qui a Quero sia nella sua patria, che è la città di Venezia. Il professor antiquario Antonio Bressa. Antonio Bressa, ripeto, era un antiquario coltissimo, erudito veneziano che aveva la sua galleria d'arte con negozio annesso in Campo San Maurizio a Venezia. Negli anni 40 del Novecento venne a Quero e se ne innamorò e dal 45 decise di stabilirsi qui quantomeno nei periodi di vacanza, comprandosi ovviamente una casa dapprima in via Garibaldi giù in paese e poi si comprò proprio un appezzamento di terreno sul Monte Cornella dove siamo adesso, posto dal quale si gode di un panorama veramente splendido, fenomenale, che vi faremo vedere, che cioè, la vista veramente spazia dal Corso del Piave a Pianezze a tutti i colli circostanti, domina la valle. Venne qui con la moglie e costruì questo parco monumentale in onore di Quero e dei suoi abitanti e in onore di categorie di persone che lui amava particolarmente, che sono numerose, come gli alpini,
gli alpini, i bambini, ehm, anche i lavoratori e gli operai. Per realizzare questo parco la manodopera fu molta e alcuni lavoratori furono proprio abitanti di Quero che vennero a lavorare per il professore e assieme al professore costruirono questa meraviglia che purtroppo adesso è in stato di abbandono. Io non so nemmeno se sia proprietà del comune, penso di sì, forse mi sbaglierò perché c'è un cestino pubblico e perché è sempre aperto, il cancello è aperto e vi si accede a 2 accessi addirittura. Uno è il primo accesso è la scalinata che vi ho fatto vedere prima, ma il secondo accesso ben più importante e ben più grande ed evidente è la strada asfaltata, perché c'è anche una strada asfaltata che porta qui. E adesso ve lo facciamo vedere. Ok, prima di illustrarvi il primo monumento che mi capita di vedere qui, di trovare qui, volevo farvi vedere il pavimento, quindi se puoi inquadrare il pavimento, la pavimentazione anzi in cemento, si possono vedere tantissime decorazioni, dal segno dell'infinito, almeno presunto tale per la sottoscritta, a una figurina ben più riconoscibile che è San Martino, che è uno dei patroni di Venezia, assieme a San Giorgio e San Marco ovviamente, però a Venezia è molto amato anche San Martino, tanto che per l'11 novembre si fa il dolce che ha esattamente questa forma e tante altre decorazioni. La pavimentazione è tutta così, o quasi tutta, financo gli scalini della gradinata, della scalinata monumentale, e poi appunto qui c'è c'era il monumento di pace e libertà nel mondo, che consisteva nella scalinata monumentale alle mie spalle e in 2 busti di bronzo che adesso sono andati perduti o non ci sono più, che raffiguravano il professor Bressa stesso, Antonio Bressa da questa parte, e la moglie del professore da quella parte. Erano proprio belli, ben fatti, trovate ancora delle fotografie in rete di quei busti. Quello che vi racconto l'ho tratto da un articolo che ho trovato in rete di Ero in Forma di qualche anno fa, firma Antonio Resegati, e è una fonte più che attendibile visto che viene proprio da Quero in Forma, che è un giornale di questa località, di questo paese. Non so esattamente che cosa sia questo, però inquadralo perché è veramente strano, è singolare. Vedi tutte le decorazioni. Queste colonne, almeno a me, ricordano il palazzo di Cnosso e le architetture colorate dell'età arcaica, poi della classicità o dell'arte etrusca, ma poi anche classica, dell'arte, vedrete i mosaici che rimandano all'arte bizantina, insomma c'è un po' di tutto. Quindi questa ricorda un po' l'arte cretese, se vogliamo, però poi è mescolata a capitelli, ad altri colori, ad altre forme di altre civiltà, altre correnti artistiche, altri periodi. Mosaici, qui si capisce che è opera di un veneziano perché i colori sono abbastanza riconducibili, se volete, all'azzurro e al blu, l'elemento acqua, ma anche la tinta pastello di tanti fra questi colori ricordano, almeno a me che sono veneziana, le case di Murano e Burano e anche di Venezia stessa, e poi appunto il mosaico che è arte veneziana ripresa dall'arte bizantina precedente ovviamente a Venezia stessa. Ricordate la Basilica di San Marco per esempio. Quindi mosaico, omaggi a Venezia, la gondola per esempio, sì, inquadra, va benissimo. Tanti rimandi anche all'arte romana, classica, i mosaici che si possono trovare a Roma, a Pompei, un po' di tutto, arte, tanta arte.
Questa poi non so se fosse la sua casa, ma potrebbe anche essere. Questa località si chiama Casette Rosse, appunto perché ci sono delle casupole come questa che sono di colore rosso. Una di queste, non è l'unica questa comunque, una di queste era l'abitazione effettivamente del professor Antonio Bressa, non so quale. Vedete, anche questa ha delle decorazioni, bisognerebbe capire bene che cosa raffigurano con certezza, sarebbe molto interessante. Speriamo che questo posto possa essere valorizzato. Inquadra anche il panorama, perché non abbiamo ancora fatto vedere che cosa vedeva il professore da quassù. Panorama magnifico che domina non solo il paese di Quero, ma anche il Piave e tutta la valle. Proseguiamo. Questo è quello che vedeva lui. E adesso andiamo a vedere altro. Ci stiamo avvicinando a un monumento dedicato alla favola di Pinocchio e il professor Bressa e la moglie amavano moltissimo i bambini, non ebbero figli, loro due, però celebravano i figli degli altri, in particolare degli abitanti di Quero, e li ospitavano nel loro parco monumentale e volevano che si divertissero. Il professor Bressa realizzò questo monumento che fra poco andremo a vedere, dedicato appunto a Pinocchio e a Collodi, per i bambini e anche alcuni giochi per loro, come uno scivolo, che anche quello inquadreremo, e altri piccoli accorgimenti che potevano far divertire i bambini. Notate, a me piace moltissimo questa attenzione al dettaglio, e questa scalinata, come altri punti qui nel parco, è adornata con queste gocce di vetro, con questi vetri che quando c'è il sole ne riflettono la luce e abbagliano addirittura, quindi la scala sembra brillare. Adesso andiamo al monumento dedicato a Pinocchio e ve lo faremo vedere. Eccoci qui, questo è il monumento a Pinocchio e a Collodi. Ci sono ancora, vedete, rimangono ancora delle gocce di vetro che rendono il posto brillante, anche lì si vede bene il sole che si riflette. E anche sopra ci sono delle decorazioni che luccicano al sole, poi ve lo inquadreremo meglio. E sopra questa struttura circolare ci sono i personaggi appunto della fiaba di Pinocchio, della favola di Pinocchio. Qui per esempio si vede, se riesci a inquadrare la fata turchina, ma ci sono proprio tutti mosaici e l'intero monumento che è fatto a stella, ha una struttura fatta a stella. Poi vi vorrei far vedere anche lo scivolo che Bressa aveva costruito per i bambini, e aveva previsto anche che non si facessero alcun male, perché aveva messo questo copertone per ammorbidire poi appunto la scivolata, la caduta alla fine del percorso con lo scivolo del gioco. Ci sono anche sempre decorazioni che continuano, si vedono delle vivande, dei bicchieri, sotto una specie di metopa che rimanda all'arte classica, tanti colori, tante forme, tante figure, e sono una più bella dell'altra. Spostiamoci adesso.
Eccoci qui, vediamo più da vicino il monumento a Pinocchio con i vari personaggi della vicenda. Geppetto che costruisce Pinocchio, quello verde lì è il grillo parlante, Pinocchio stesso lassù. Magari uno zoom così dal video si riesce a vedere bene tutto. Grazie. Questo è un monumento di cui non so dirvi esattamente il nome, però posso ipotizzare con buone probabilità che fosse quello dedicato all'Aquila, ossia che sulla sommità di questo monumento, che comunque si riferisce anche alla guerra, all'eroismo, leggo artiglieria da montagna, eccetera, eccetera, è un monumento dedicato probabilmente ai soldati. Comunque sulla sommità c'era un'aquila che Brescia aveva fatto costruire in modo che potesse battere le ali, un'aquila di rame prevalentemente che con un marchingegno fatto ad elica, e infatti il secondo scritto mi inizia proprio con l'elica, aquila elica, deduco che sia questo, sulla sommità vi era un'aquila che riusciva a battere le ali, aquila a grandezza naturale, e che adesso non si trova più qui, ma per fortuna è stata salvata ed è stata portata in piazza Aquero, vicino al municipio e vicino al Duomo, e poi magari riusciamo a farvela vedere. Vieni su, inquadra bene il monumento, quando hai finito lo zoom dimmi e io racconto altro. Bene, proseguiamo con il racconto di altri monumenti perduti che non ci sono più. Per esempio c'era un monumento dedicato alle nuove nascite, non so esattamente dove si trovino i resti di questa struttura, si chiamava Aurora della Vita, non ne ho idea, sì, dice un'altra cosa, però non lo so, non credo. Aurora della Vita era un monumento dedicato alle nuove nascite in paese Aquero, ossia era una grande struttura che aveva una sirena e delle campane che venivano fatte suonare a ogni nuova nascita registrata dall'anagrafe. Se il bambino nato a Quero era un maschio, allora si facevano suonare le campane e si faceva suonare una sirena lunga, quindi la sirena perdurava un po' di più. Se nasceva una bambina a Quero, sempre suono di campane accompagnate poi da una sirena un po' più corta, quindi Bressa era contentissima e celebrava la nascita di ogni bambino a Quero. Probabilmente non ha potuto avere figli, non ne ha di fatto avuti, però ha sempre festeggiato la nascita di nuovi bambini che a lui e alla moglie piacevano, ripeto, moltissimo. Lì è interessante che altri visitatori siano passati e abbiano lasciato un omaggio, come si fa di solito nei sentieri di montagna, sui sentieri di montagna. Si gode anche di un bel panorama. Poi da qui si vede anche il monumento agli alpini, dedicato agli alpini, sia con un cappello qui, soprattutto con quel cappello lì e quella colonna, quel pilastro, non è proprio una colonna, quel pilastro. Un'altra grande passione del professor Bressa era proprio il corpo degli alpini, aveva una predilezione speciale per gli alpini e pare che anche gli alpini gli volessero molto bene durante la sua vita. Bressa morì di attacco cardiaco nel 1971 a Venezia, però aveva preparato per sé e per la moglie anche una sepoltura qui,
sepoltura che ovviamente è rimasta vuota improvvisamente nel 71 a Venezia. Ok, poi c'era un altro monumento dedicato ai lavoratori, che anche questo non so esattamente dove si trovi, e doveva raffigurare una nave con Leonardo da Vinci e varie figure di operai. C'era ancora un altro monumento e anche questo mi dispiace non sapere esattamente dove possa essere stato, dedicato agli gnomi, in particolare a un gnomo porta fortuna per il paese di Quero, perché questo gnomo era gobbo e gli abitanti di Quero lo consideravano un portafortuna in amore, ossia toccavano la gobba di questo gnomo e pensavano che così facendo avrebbero ottenuto fortuna dal punto di vista sentimentale. E anche questo gnomo io non so più dove si trovi o che cosa resti di esso. Proseguiamo. Cappelli da alpino, suppongo. Piaceva molto a Brescia. Sì, vedo in ferro battuto, decorazioni anche sul cancello, ci sono decorazioni dappertutto, a dir la verità. Andiamo a vedere magari altri monumenti. Questo non so che cosa sia, però credo sia stato qualcosa di importante perché è un omaggio evidente alla bandiera italiana. Quindi non lo so, vedo una bocca di una testa di statua, ma non lo so, deve essere stato bello comunque. Ci stiamo avvicinando a un altro monumento che non posso dire con esattezza che cosa sia stato. Vi faccio notare l'attenzione ai dettagli con questi anelli in ferro che prevedevano probabilmente un tappeto qui, sempre la decorazione con i San Martini o con l'infinito, con il San Martino all'infinito. E questo è un altro monumento che sembra una piccola chiesetta, non sono sicura, non ne ho idea. Però c'è scritto anno 1966, Brescia continua a lavorare al parco dalla fine degli anni 40 fino agli anni 60 inoltrati e fece costruire tutto il complesso monumentale, poi lavorò anche al giardino, alle aiuole, era un posto che doveva essere visto anche da lontano e doveva brillare e colpire l'occhio di chi si avvicinava a Quero. Sì, qui noto una A, Bressa, quindi Antonio Bressa, lì probabilmente la moglie Ida, il nome della moglie Ida Bressa. Poi qui non so esattamente, ho una W, una G, sembra più che C, una G, una croce, lì di nuovo WM, non lo so. Così prosaicamente viva Gesù, viva Maria, non lo so, non mi viene in mente molto altro, però può essere di tutto e non so neanche, ripeto, se questa sia effettivamente una chiesetta. Ci sono delle nicchie, degli altari e potrebbe esserlo stata, vedo delle stelline anche, non lo so, ed è veramente un peccato enorme non saper dire altro di questo posto abbandonato. Tu filma finché vuoi, poi passiamo all'ultimo monumento.
c'è un'altra struttura che purtroppo non so dirvi che cosa fosse, però sicuramente doveva essere bellissima. Notiamo un'insistenza sul tema della pace, pacem in terris, pace in terra agli uomini, probabilmente di buona volontà, e Bressa ci teneva molto, ovviamente, pace, all'amore, ai bambini, e veramente aveva a cuore questo paese di Quero. Peccato che il parco monumentale non sia valorizzato. La vista da qui è fenomenale, è bellissima, e vedo che c'è una stella cometa qui, dopo magari la inquadri, una grande stella cometa che viene accesa durante il periodo natalizio, chi lo sa. Solo adesso il posto nel quale Bressa aveva previsto la propria sepoltura. Poi abbiamo finito. Questo è l'ultimo monumento del complesso monumentale ed è una cappella, quindi probabilmente la struttura che avete visto prima era davvero una chiesetta, perché annessa c'è questa cappellina che è dedicata alla Madonna del Monte, Monte Cornella presumo, e nella quale Bressa aveva previsto la sua sepoltura, perché dentro a questa cappella ci sono 2 arche monumentali con i piedi di leone, probabilmente un rimando a Venezia, al leone marciano, 2 arche monumentali nelle quali Bressa aveva previsto la sepoltura propria e della moglie. Non è andata così, ve l'ho detto anche all'inizio del video, perché Bressa morì di attacco cardiaco improvvisamente nel 1971 e quindi non poté essere sepolto nella sua amata Quero qui sul Monte Cornella. Però le arche monumentali ci sono ancora, ancorché danneggiate dai vandali, sono riusciti a entrare dappertutto. Magari poi inquadra anche le zampe che rimandano un po' al leone marciano, probabilmente, non lo so con esattezza. Dentro alle arche non c'è ovviamente nulla, quindi sono vuote, non c'è il morto, non c'è niente. Fermati quando vuoi. Concludiamo questa visita al Parco Monumentale del Monte Cornella con l'inquadratura che fra poco avverrà del monumento agli alpini, presa da davanti, il monumento preso da davanti, e con l'auspicio che questo posto, che è magnifico, venga valorizzato o dal comune oppure dai privati, se è un posto privato, ancorché accessibile a tutti, tutto aperto. Che dire, Bressa aveva studiato ogni minimo dettaglio, era veramente un genio. Dal video si riesce a vedere, sì, ma ovviamente non con la completezza, non con lo sguardo d'insieme che si ha qui, venendo qui di persona. Veramente un artista, un visionario, un artista, un genio, non c'è un dettaglio che sia fuori posto. Aveva studiato ogni centimetro, non sto scherzando quando dico così, ogni centimetro di questo posto. C'è qualcosa, ogni centimetro ha una storia, ha qualcosa, ha un significato, ha un mosaico, ha una luce, ha un colore, ha una decorazione. È un'opera d'arte così a cielo aperto, e veramente piange il cuore nel sapere che tutto il lavoro di questa persona, che ci ha messo più di 20 anni nel realizzare questo complesso monumentale, sia ora in stato di abbandono. Ovviamente questo non è un rimprovero, è un auspicio. Se c'è la possibilità,
cerchiamo di valorizzare questo posto e di preservare la memoria di questo veneziano straordinario che l'aveva reso grande, l'aveva reso splendido. È una meraviglia anche adesso che è completamente in rovina. Io non oso immaginare, non ci riesco a immaginare come fosse negli anni 60 all'apice del suo splendore. Non posso che ammirare il lavoro di questa persona e l'amore, soprattutto si sente l'amore che questo professore nutriva per questo posto, per Quero. È incredibile. Ecco, sappiate che questo posto è esistito, esiste ancora ma in rovina, ma soprattutto è stato il luogo di un uomo che ha veramente amato con tutto se stesso il paese di Quero. E con questo vi diamo appuntamento in piazza per vedere se riusciamo a trovare la famosa aquila che qui non c'è più. E infine eccola qui, la splendida aquila che il professor Bressa aveva installato nel suo parco monumentale e che ora si può vedere al centro di Quero, fra il municipio e la chiesa. E con questo noi vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione, dandovi appuntamento con i prossimi video. Ciao e grazie!